In politica può succedere di tutto, quello che oggi sembra impossibile, domani poi si avvera. Sembra effettivamente che qualche spiraglio in più ci sia e noi ci auguriamo che si vada in questa direzione. Oggi comanda Fratelli d'Italia, per cui nei rapporti sicuramente con Fratelli d'Italia e con la Meloni direttamente, che il Presidente Zaia pare stia curando con molta attenzione, questi possono essere davvero lo spiraglio corretto. Poi vediamo se si verificherà e noi ce lo auspichiamo. Perché questo significherebbe soltanto una cosa, Zaia presidente per tutto il centrodestra. Sì, assolutamente. Ci sarebbero altre alternative, altre geografie? Penso che nel momento in cui con un'ulteriore possibilità di mandato per il Presidente Zaia non ci sia nemmeno la discussione su chi vada a condurre e a guidare la Regione anche per i prossimi 5 anni. Quindi Meloni ci sta riflettendo. Beh, questo non lo sappiamo, però speriamo che si vada in questa direzione. Qualcosa è cambiato quindi in questi mesi? La sensazione c'è e vediamo se poi si materializza.